Si presentavano a casa degli anziani spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine o tecnici del gas, poi si intrufolavano nelle abitazioni rubando soldi e gioielli. Da tempo i carabinieri davano la caccia ad una banda di truffatori che agiva soprattutto nel territorio delle Stense. Sul luogo dove avvenivano i furti era sempre stata notata una Ford Focus bianca. Ieri pomeriggio quell'auto sospetta è stata notata da una pattuglia dei carabinieri in via Magazza a Este. La targa risultava clonata. Non appena i militari hanno cercato di fermarla, la vettura ha iniziato a sfrecciare a folle velocità. Dopo un lungo inseguimento tra Lozzo Attestino, Ospedaletto Uganeo e Borgo Veneto, i malviventi hanno abbandonato l'auto sull'argine del fiume Frassanelle perché il motore era in fiamme e hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati arrestati. Si tratta di un 45enne, un 23enne residente in provincia di Torino e un 22enne di Asti. I carabinieri hanno recuperato della refurtiva, 3.000 euro in contanti, spray urticante, una casacca della polizia locale e 2 coltelli. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno domato le fiamme che hanno distrutto l'auto usata per i colpi.